Pioggia e neve per questo Santo Natale. Le previsioni meteo infatti non sono per niente buone sia per il 25 dicembre che per Santo Stefano. Correnti molto umide a tutte le quote, sospinte da intensi venti di scirocco, ostro e libeccio, faranno il loro ingresso sulla nostra penisola. Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile del Veneto ha emesso lo stato di allarme per rischio valanghe con criticità elevata su tutte le Dolomiti e le prealpi venete nelle province di Belluno, Treviso, Verona e Vicenza a partire dalle ore 18 del 25 dicembre. La criticità potrà interessare vie di comunicazione e aree sciistiche su tutto il territorio montano, in particolare sui passi dolomitici e prealpini. Da questa sera e fino a giovedì 26 dicembre sono previste nevicate abbondanti su tutto il territorio montano con apporti di 50-100 cm di neve fresca oltre i 1700-1900 metri e il pericolo valanghe aumenterà progressivamente fino a diventare forte nella notte fra il 25 e il 26 dicembre. È raccomandato agli enti territoriali di prestare la massima attenzione di sorveglianza. Sempre in riferimento all'evoluzione della situazione meteo nei prossimi giorni, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile del Veneto ha dichiarato anche lo stato di attenzione per rischio idrogeologico a partire dalle 8 di mercoledì 25 dicembre alle ore 20 di giovedì 26. È sempre attivo il numero verde 800 99 009 per la segnalazione di ogni eventuale stato di emergenza.